Un anno lungo quello trascorso dalla giovane coppia Francesco, che gestisce una copisteria, e Agata, che lavora per un canile, 32 e 27 anni, con un bimbo e i loro due cani. Casa in Riviera Berica, allagata durante gli eventi alluvionali di fine febbraio a seguito dell'esondazione di una roggia. E di lì l'epopea, alla ricerca di un tetto, una casa in affitto provvisoria per permettere ai lavori di ristrutturazione di andare avanti e poi rientrare nel loro appartamento. E anche se avevamo messo una sorta di paratia provvisoria, quindi i sacchi, è entrata in casa a 60-70 centimetri. Noi siamo tutto al piano terra, quindi grazie ai vicini e alcune persone che hanno prestato soccorso immediato siamo riusciti a salvare parti dei beni materiali, però tantissime altre cose sono state perse. La cucina, gli armadi, vari mobili e soprattutto la struttura della casa è stata fortemente danneggiata. Noi abbiamo dovuto aspettare l'estate perché comunque i muri si dovevano asciugare, nonostante abbiamo tolto subito le malte e i cartongessi. I muri non sono ancora asciutti, ma noi dobbiamo rientrare in casa, non abbiamo appunto la possibilità di stare fuori casa, anche perché appunto non troviamo dove stare. Purtroppo però i lavori per concederci comunque di rientrare dureranno ancora dai 3 mesi, speriamo, se non qualcosina in più, ecco. Quindi abbiamo bisogno di questi 3 mesi di aiuto. Grati per essere stati ospitati temporaneamente da una famiglia che ringraziano di cuore per la generosità. Cercano già da qualche tempo un alloggio in affitto nei dintorni per i prossimi 3 o 6 mesi, il tempo che il loro appartamento torni nuovamente agibile, ma le ricerche al momento non hanno avuto esito, di qui l'appello pubblicato sui social. Abbiamo provato a sfruttare i social proprio per il fatto che tramite le agenzie non troviamo niente, affitti brevi lo stesso, se no ovviamente a cifre abbastanza importanti, ma come appunto dicevamo prima stiamo ancora pagando il mutuo, le bollette continuano ad arrivare come se vivessimo e quindi sì, ci servirebbe insomma un appartamento qualsiasi, non chiediamo grande, piccolo, medio, cosa. Siamo arrivati a dire anche se qualcuno ha una taverna, basta sia riscaldata con una cucina. Giusto per passare il Natale anche. Sì, il Natale, fare anche un alberello per il bambino.